Wow wow wow, Lemmy. Lei è così perché ha visto le pappe. Le pappe del CP. Lemmy. Dai CP, non disdegnare che ti ho fatto una bella canzone e anche delle buone pappe. Le pappe del CP le mettiamo proprio lì. Indicatore se è buono. È buono? Ah, ti piace? Sembra di sì. Sì, vedi? Con dei punti di incertezza, però nel complesso è buono. Amy, le pape, che buone le pape. Ah, le pape di Amy. Caro CP, comunque ho delle simpatiche novità. Praticamente ero qui che stavo guardando il video di Mattia Miraglio, che è un pazzo furioso, come dice Montemagno. Sai, uno di quelli che prendono, fanno i giri in bici, ma non 50 km come Singano, quelli che ne fanno migliaia. E ho visto che ha fatto il video dello Yes Man, ossia che sostanzialmente è quella persona che dice di sì a tutto. E allora gli ho chiesto praticamente, anzi gli ho detto, l'ho avvisato che faremo un video assieme, e siccome lui adesso sta facendo lo Yes Man, ossia quello che dice di sì a tutto, mi risponderà di sì e quindi faremo il video assieme. Anzi, aspetta un attimo che domando un bonifico, sa che so qua. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Che tu ci credi o no, lì ci sono gli struzzi. Your favorite color. Your favorite color. Ah, ok, agriturismo antiche mura. Ok, questa cosa la sapevo già, solo non sapevo che era lì. Pensavo fosse la strada quella dopo, hai capito? Probabilmente da dietro i campi ho perso il senso dell'orientamento. Ok, c'ero andato da piccolino e sì, ci ritorneremo, dai.
uno dei... Pazzesco, sì, ma è una città dei cinesi, non un centro commerciale. non so se È pieno di fermarmi centri adesso, commerciali. Aspetta che Che domande. robe pazzesche. Aspetta che domande che così vai dentro. Italia, so come mamma in Chinatown. No, non è vero, so Padova. Oh, no, aspetta. Aspetta, che c'è in meno una ucciuccio. Mamma, siccome sa finire se andrò a venire a casa, mi sono fermata qua su quel ristorante cinese qua a Padova, te toglio 3 spaghetti di soia cotti, ho avuto che nel supermercato te compri quei crudi che te ti fa, cosa voto? Non si fida di lui cucina lì. E quindi ti c'ho 2 pacchetti, 3? Sì, va bene. E di cotto non te voglio niente? E non è moderno, gli spaghetti di soia. Sì. Ma ti non te voglio niente? Cara, signor. Sono i spaghetti. Va bene. Gli spaghetti, Va bene, spaghetti. va bene, gli spaghetti e soia. E io rido. Madonna, con tutte le robe che ha, prova il polastro al bambù, dai te c'ho i miei, fidate, dai, fai mi. Fai mi e fai bene. Ciao. Buon, ciao. Porca miseria, guarda che questione di spaghetti di soia, guarda che roba. Sì, e questi qua, ok, qui di riso, questi qua. Penso. Rice, sì, riso. Qualche porcaria, qualche patatina, stai nuvole di drago no. E non vede drago dove? Non è che piace i gusti forti, non che piace le robe. Però mi fanno niente, bisogna guardare là. No, fede potazzi qua, allora roba qui, vara cusca mia, porca miseria. Vedi tu, se magari te sta sui bai, tipo il stomaco, il fegato, che robe là, e ti dice guidate una bella pacca così ti impara, guarda, vieni qua, guarda potazzi che non sta. Guarda che forte, arachidi. No. Però le di tutto e di più, guarda i semi di girasole, i vermi secai, baini, là. Dove? Qua Li ho visti là, qua, sunflower. Questi qua? Ma i sakurai, secondo te? Non so. Noci di macadamia, ok, questo è mio, sì, sta qua è roba che fa bene. Quindi tipi di fagioli, e robe strane, che figata, tutte queste robe strane. Ma è troppo forte, perché tutte robe strane. Incredibile, proprio una città dei capanoni. Tutta roba da China. Ma non era stata ancora? Sì, ma non mi ricordai che era così grande. Praticamente. Ma questa è una parte, di là c'è la seconda parte, sono due. Una specie di Wish di Amazon fisico. Tutte porcarie cinesai. E da qua provengono i famosi lici della puntata che sono stato malissimo. Mamma mia, non riuscivo neanche a chiamare il 113 per una volta. Cazzi che hanno inventato. Che bello da vedere, perché tutti i paroni i cinesi e i dipendenti tipo qui all'entrata, sicurezza, i parcheggiatori italiani, no? Pare un fia a colonizzazione dell'Africa 7 anni fa. Eccolo! Oh, baby,